Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme la crema catalana. La crema catalana è una buonissima crema al cucchiaio con una crosticina croccante sopra fatta di zucchero di canna, mentre con un cucchiaino andiamo a rompere questa crosticina croccante, andiamo a trovare subito questa buonissima crema. Si differenzia dalla crème brûlée per il modo di cottura. La crème brûlée la cuociamo a bagnomaria al forno, mentre la crema catalana la cuociamo sui fornelli. Ora vediamo subito come si prepara. Gli ingredienti sono 500 g di latte senza lattosio, 100 g di zucchero, 4 uova di cui utilizzeremo solo il tuorlo, 25 g di amido di mais, una stecca di cannella, la scorza di un limone biologico e zucchero di canna quanto basta. La prima cosa che dobbiamo fare è mettere l'amido di mais in una ciotola e scioglierlo con un po' di latte. La crema catalana solitamente viene fatta con un latte intero, però io in questo caso voglio proporre una crema catalana per intolleranti al lattosio, quindi utilizzerò latte senza lattosio. Ok, una volta che abbiamo sciolto l'amido di mais con un po' di latte, prendiamo il restante latte e lo versiamo direttamente in un pentolino. Così. Poi con un pela-patate togliamo la scorza di un limone biologico direttamente nel pentolino. Una volta messa tutta la scorza del limone dentro il latte, prendiamo la stecca di cannella e la mettiamo anche questa nel pentolino e portiamo tutto sul fuoco e portiamo tutto a bollore. Ho messo sul fuoco il latte con la scorza del limone e la cannella, quindi aspettiamo che raggiunga il bollore. Nel frattempo prendiamo le uova e dividiamole dagli albumi. Ok, e li mettiamo in una ciotola. Ok, ora cominciamo a mescolare un pochino e aggiungiamo i 100 g di zucchero. A questo punto, una volta che le uova hanno raggiunto questa consistenza, possiamo aggiungere il latte con l'amido di mais.
controllare il nostro latte che abbia raggiunto il bollore. Ho tolto dal fuoco il latte che ha raggiunto il bollore e ora lo colo nel composto di uova e amido di mais. Ok. Ora diamo un'altra mescolatina. Ok. E lo ricoliamo direttamente nel pentolino. A questo punto riandiamo ai fornelli e facciamo addensare la crema. Riaccendiamo il fuoco e con una frusta ci armiamo di pazienza e facciamo raddensare. Per addensare la crema ci metterà circa 5-6 minuti. La nostra crema ha raggiunto la consistenza giusta, possiamo spegnere il fuoco e trasferirla nelle nostre ciotoline. Allora, ho tolto dal fuoco la crema che è ben addensata, adesso ho preparato queste ciotoline qua, pensiamo a mettere la crema in ogni ciotolina. Una volta riempite le ciotoline, pensiamo a mettere un po' di pellicola trasparente a contatto con la crema, così si eviterà che si formi quella pellicina un po' fastidiosa. Ok, ho messo la pellicola per alimenti a contatto con la crema, adesso non ci resta che aspettare, la facciamo raffreddare prima a temperatura ambiente e poi la facciamo ben raffreddare in frigorifero per circa 2 ore. Ecco qua, dopo circa 2 ore hanno riposato in frigorifero le mie ciotoline con la crema catalana. A questo punto possiamo togliere la pellicola. Ok, adesso ho qui lo zucchero di canna, quindi mettiamo lo zucchero su ogni ciotolina. Mettiamo un bello strattino. Ok, adesso dobbiamo munirci di un piccolo cannello come questo che possiamo trovare in qualsiasi negozio di casalinghi, oppure se proprio non riuscite a trovarlo, ma insomma lo potete acquistare anche tramite internet. Ora lo accendiamo. Ok, ho bloccato la fiamma, poi prendiamo la prima ciotolina e andiamo a bruciare la superficie creando il caramello. Si sente già odore di caramello, così creiamo quella crosticina di cui vi ho parlato all'inizio.
Allora, col cannello ho creato il caramello sulla mia crema catalana e adesso vorrei appunto farvi vedere che proprio c'è questa crosticina che si sente anche se faccio, sentite proprio, c'è proprio la crosticina sopra la crema. Adesso proviamo la prova assaggio, facciamo la prova assaggio e vediamo come è venuta questa crema. Quindi si vede proprio la crosticina, la crema è venuta molto bene. Buonissima, si sente la cannella, il limone e poi anche lo zucchero caramellato, che però non è stucchevole, non è troppo dolce, perché fa un po' di contrasto con la crema. Quindi se vi è piaciuta questa ricetta fatti un like, condividete il video, venitemi anche a trovare sul mio sito che è www.lericette-di-francesi74.com. Andate su Facebook e a curiosare anche su Instagram e mi raccomando non perdetevi il prossimo video. Ciao!